No, la consegna della posta a giorni alterni. L'altro là, Poste Italiane arriva dall'Anci Sardegna che sottolinea in una nota come la decisione assunta dall'ente pubblico stia creando notevoli disagi agli utenti e le proteste dei comuni in tutta l'isola. L'Anci sottolinea in una nota il presidente regionale Pier Sandro Scano, da tempo è impegnato in un confronto con Poste Italiane e ha posto alla regione Sardegna l'esigenza di una convocazione di un tavolo urgente di confronto per conoscere meglio la situazione, gli obiettivi dell'azienda per il timore che si prosegua nel taglio dei servizi erogati sul territorio. È evidente, prosegue il presidente Scano, che quanto annunciato da Poste Italiane è un cambiamento radicale del servizio voluto dall'ente che mira a contenere i costi e che non ha visto coinvolti i comuni sardi. L'ANCI ricorda di aver a più riprese sottolineato i problemi che si stanno manifestando nei piccoli comuni, in alcuni dei quali l'ufficio postale è stato chiuso o viene aperto a giorni alterni. È urgente, conclude Scano, la convocazione di un tavolo ANCI Regione Poste per capire meglio la struttura di cambiamento voluto dall'ente, onde evitare che i servizi sul territorio vengano ulteriormente dimezzati.